Siamo alla macelleria Signor, carne equina, siamo con Flavio. Flavio, la prima domanda che ti faccio è questa. C'è stata una grande polemica sulle carni, anche nel 2013. Però fortunatamente nel 2014 credo che ci sia un anno di svolta, perché si è andati verso una scelta di qualità e non più di quantità e di importazione. A proposito della carne equina, che cosa mi puoi dire? Diciamo che abbiamo sofferto soprattutto il primo periodo appena è venuto fuori quel discorso, tra virgolette, scandalo dell'equino. Anche noi ne abbiamo risentito, per un paio di mesi ci hanno inginocchiato. Però da lì abbiamo tirato fuori quello che abitualmente facevamo, però magari non lo mettevamo in rilievo. Abbiamo tirato fuori la provenienza dei nostri prodotti, certificandola e facendo sì di dare un po' più di tranquillità al cliente abituale, che comunque l'aveva recepito in maniera totalmente negativa, sì, perché aveva fatto di tutta un'erba un fascio. E niente, abbiamo cercato di fargli capire con i documenti, non a chiacchiere, perché comunque le chiacchiere ne sentono tante, troppe forse, che il nostro prodotto, quello che presentiamo al banco, è un prodotto che prima di tutto mangiamo volentieri anche noi, quindi lo diamo per scontato che sia un prodotto di prima qualità, certificando appunto la provenienza, la propria macellazione e abbiamo visto che così molto a rilento, devo dire molto a rilento, perché il 2013 è un anno che abbiamo sofferto anche noi per tutto. Comunque diciamo stiamo risalendo la china. Flavio, un'altra domanda che ti faccio è questa. Io ti ho fatto questa domanda, mi ripeto un po' perché ho visto il cartello alle spalle che dice la provenienza di tutti i nostri territori, sì. No? Quindi c'è la territorialità, carne italiana, produzione italiana, allevamento italiano. Sì. Ma lì nelle immagini che si vedranno c'è un ottimo ragù di carne equina, certo. Ma un ragù fatto come facciamo un ragù di carne equina, può essere di carne bovina, come in altre parti d'Italia lo fanno con la carne di ovini. Uguale, diciamo che il problema non è stato solo il fatto di dare al cliente, cioè gli dici quello che effettivamente c'è, quindi no, carne equina si fa un ragù normale come le altre carni, solo che con le carni che adoperiamo normalmente al banco e lo facciamo con la ricetta tradizionale della nostra zona, perché evidentemente abbiamo i nostri gusti e lo proponiamo dicendo che dentro c'è solo carne equina. Un'altra provocazione la lancio a chi ci ascolta e che è legata alla mortadella, perché molti dicono di essere grandi intenditori di mortadella e spesso io mi sono ritrovato in delle degustazioni cosiddette in cieco, dove veniva degustata la mortadella anche di asino, sì. Non a caso nel tuo banco c'è, sì. E molta gente diceva si sente che questa è una mortadella di suino superiore, perché c'è un'ignoranza e un preconcetto nei confronti dell'asino. Sì. Nei confronti dell'asino e anche perché si sono dimenticati che alle origini la vera Bologna era fatta con la carne d'asino. All'inizio era perché comunque era una carne molto povera, adesso è passata all'incontrario d'élite, nel senso che chi mette la parte magra dell'asino gli dà un tocco diverso, ma totalmente dall'altra, quindi la senti meno unta, un po' più dolce, questo è vero, tra virgolette, dopo quello che magari è abituato a mangiare il puro suino potrebbe dire sì, buona, si sente che, come hai detto tu, può intendere diciamo una cosa diversa da quello che è, anche perché non la trovi dappertutto. No, esatto. Un'ultima domanda, sempre legata al mondo delle carni. Sempre più persone oggi pensano di essere dei grandi chef, dei grandi intenditori, dei grandi cuochi. Poi quando basta guardarli, quando entrano nei negozi, nei banchi come i tuoi, quando incominciano a fare le domande, capisci se queste persone sono abituate non solo a fare la spesa ma anche a cucinare, perché più del 50% compra tagli di carne per fare una cosa, quando in realtà quei tagli di carne devono essere usati per farne un'altra. Questo è vero. Diciamo che e questo forse è stato per il troppo benessere che abbiamo avuto negli anni indietro, che la gente, per il fatto di poter comunque comprare qualsiasi cosa, dava dei tagli nettamente anche superiori anche come costo per fare certi piatti che avresti potuto, e adesso comunque stanno tornando indietro, tra virgolette purtroppo anche il fatto della disponibilità un po' inferiore a comprare, adoperare i tagli giusti per i piatti giusti. Quindi ho detto, compri, se fai uno spezzatino, una carne di spalla o comunque nettamente inferiore anche come costo, ma superiore come resa. Infatti, e il filetto lo adoperi per fare quello che deve essere fatto. Invece ci siamo trovati per anni a vedere propinati ovunque, da qualsiasi parte, dall'osteria alla trattoria al ristorante, questi maledetti, lo dico io, proprio me ne assumo la responsabilità,
straccetti, straccetti, straccetti. Ma gli straccetti, lo vogliamo dire una volta per tutte che carne è, che taglio è? Beh, lo straccetto, diciamo, noi lo adoperiamo per dare più resa. Allora, il cliente ci chiede anche lui, vorrei farlo con un tipo di carne e glielo diamo perché è una sua richiesta. Però quelli che adoperiamo noi, ad esempio, facciamo lo straccetto con le parti delle panere che sono le straeche, quelle che abitualmente vengono ricavate dopo una accurata pulizia e lavorazione, che è tutta manualità più che altro, dalle parti vicine alle costine, dove abbiamo una carne saporitissima, leggermente mista rispetto al mago, però durante la cottura è quella che rende più di tutto e alla fine hai la differenza sia come prezzo ma soprattutto anche come resa qualitativa. Sì. Flavio, io ti ringrazio, sicuramente la visita ci porterà buona a tutti e due, però consentimi una ulteriore intromissione nella vita della tua azienda. Non mi basta una visita sola, sicuramente verrò più avanti, perché siccome da tutte le parti, ministri, studi statistici dicono che l'anno 2014 sarà l'anno della ripresa, più in là veniamo a chiederti se veramente lo è o se ancora dobbiamo difenderci, soprattutto grazie agli scandali dei sughi sulla carne equina. Allora, sicuramente siamo in prima linea, nel senso che combatteremo, speriamo che soprattutto a livello, diciamo, di amministrazione così governativa la vera svolta ci sia e che loro soprattutto riescano anche, diciamo, a dare sicurezza con le loro affermazioni e dichiarazioni, perché anche lì abbiamo qualche ministro che magari solo per farsi buona luce si porta dice in prima quello che non c'è. Bravo, dice quello che non c'è o che non è per tutti, perché il male c'è dappertutto, però c'è tanto buono anche in giro. Ok, Flavio, grazie e alla prossima. Grazie a voi, alla prossima, speriamo porti fortuna a tutto. Mi beccate con un pezzo di formaggio in bocca, perché chi come me ha la passione del formaggio, la prima cosa che fa quando va in dei posti cosiddetti cattedrali, no? Deve sentire, deve capire, perché ormai c'è una grande moda, sono tutti affinatori di formaggi, tutti intenditori di formaggi, e poi mangiano il formaggio che esce appena dal frigo, non mangiano la parte vicino alla crosta, ma mangiano quella cosiddetta col cuore. Sì. Allora, siamo da Arese Pio X, siamo da un affinatore di formaggi, perché c'è scritto formaggio e salumi, però per me sei un affinatore di formaggi, sì. Passami il termine, un signore affinatore di formaggi. Insomma. Raccontaci un po' come è cambiato il gusto degli italiani e dei tuoi clienti in base al formaggio, perché nei tempi è stato molto rivalutato il formaggio rispetto a prima, soprattutto quello da tavola. Sì, diciamo che una volta, circa un decennio fa, c'era più la passione e anche il gusto per i formaggi stagionati e per questo motivo c'era proprio la passione anche di stagionali e di seguirli. Poi con gli ultimi anni la gente si è un po' portato sui formaggi freschi, vuoi perché c'è stata la moda è anche un po' spinta da chi li fa, di spingere i formaggi freschi, perché li fai oggi, domani li vendi, li porti a casa, e invece aspettare un formaggio anche, dico una banalità, anche 6 mesi solamente, è un investimento oltre che un impegno, o soprattutto la cura che ci vuole per seguirlo. Non parliamo di formaggi che poi richiedono una stagionatura più lunga, perché ovviamente lì oltre all'impegno c'è anche proprio il fatto di dover seguirli, non dico quotidianamente, ma comunque almeno 2 volte alla settimana, girarli, pulirli, lavarli. Certo, tenerlo pulito è come se fosse un bambino piccolo, tu lo devi seguire, tenere pulito e accudire, e può andare bene, può anche star male, per cui devi capire un attimo come sta andando la stagionatura. Un'altra cosa sui formaggi e sull'affinatura: molti tipi di affinatura sono delle affinature cosiddette per caso, quando le persone nascondevano il formaggio nella botte per non farlo nelle grotte. Racconta un po'. Ma lo stesso dicasi per il morlacco, cioè il morlacco, che è un formaggio salato, nasce non tanto perché una volta gli piacesse salato, è perché quando lo facevano in montagna per conservarlo lo riempivano di sale per portarlo a casa a fine stagione, a settembre. Lo stesso dicasi per le ricotte affumicate, non è che piacessero affumicate, poi è stato rivalutato, ma nascevano perché affumicandole uno le poteva fare e portare a casa dopo 4 mesi, per cui scendeva dalla montagna con queste ricotte affumicate e con questo formaggio sotto sale. Idem per il discorso di formaggi di grotta o di formaggi sotto il tufo o sotto il fieno, veniva nascosto perché o in un caso di guerra non ci fossero soldati facessero razzie,
o perché era il posto migliore per tenerlo nascosto e nessuno lo vedeva, e poi da lì è stato rivalutato, perché effettivamente in certe situazioni il formaggio si affina meglio, prende certi sapori che altrimenti non riesce a dargli. Adesso facciamo rabbrividire chi ci guarda e chi ci ascolta. Sono stato l'anno scorso di questi tempi, un po' prima di Natale, a trovare un contadino vero, con le sue pecore così, e c'è uno chef molto conosciuto, per la prima volta nella mia vita, non mi nascondo, cioè io ho 50 anni passati, però per la prima volta nella mia vita ho visto fare al momento il formaggio con dentro il branzino, la ricciola, la spigola, nel formaggio, cioè poi portato a tavola, tagliato a fette, dopo una settimana, quindi sfatiamo il mito che non si può mangiare il formaggio col pesce. Ecco, è una forzatura, però sì, dico che ecco, questo non è una cosa nuova anche per me, da provare. Non lo sapevo. Mi farebbe piacere ovviamente assaggiarlo, sentirlo, perché questo effettivamente non l'avevo mai sentito. Altri formaggi fatti con altre aggiunte di altri ingredienti, altre cose, quelle sì, si conoscono, ci sono. È da capire poi se questi due prodotti messi assieme, questi due formaggi assieme ad altre cose, il gusto ne guadagna, sì, e diventa si amalgama. Si amalgama, ecco. Ti parlo di pesci cotti a vapore, quindi pesci cotti a vapore, sfilettati, lavorata la poltiglia e poi messi all'impasto. In chiusura un'ultima provocazione, però la devo fare. Oggi c'è la moda dei formaggi morbidi, gli spalmabili, i dietetici e quant'altro. Quando poi si va dai medici e la gente dice ho problemi di osteoporosi, ho problemi di cose così, ti dicono l'unica fonte vera di calcio è il formaggio, il latte e il formaggio. Allora, sfattiamo il discorso dei formaggi light, che effettivamente io ad esempio non li propongo, non li tengo, perché non sono formaggi, diciamo, e rimango sempre dell'avviso che sempre, come tutte le cose, basta non eccedere, per cui piuttosto di mangiarsi un formaggio light o qualcosa, altre scatolette di mozzarella o altre cose, è meglio un bocconcino, 2 bocconi, però di mangiare un formaggio sano, buono, che ti dia anche soddisfazione al palato, perché se devi mangiarne un po' di più per non gustarlo, a quel punto lì penso che non sia interessante. Se devi ubriacarti, ubriacati alla grande e non fai come quelli che vanno senza esagerare. Come quelli che sono a dieta, mangiano così, dici, poi ti portano il dolce, il dietro nel caffè perché sono a dieta. Hai mangiato come un bue e poi prendi il dolce. E come ho detto io, è meglio 2 bocconi di meno, una porzione di meno, però quello che mangi lo devi gustare, apprezzare, essere soddisfatto. Allora, in chiusura vi do le coordinate GPS per raggiungere questo posto. Prima cosa, pulite bene il naso e incominciate a sentire non gli odori, perché gli odori in cucina o negozi lo dicono le persone ignoranti, cioè non quelli che non sono intelligenti, quelli che non conoscono la materia, i profumi. In cucina ci sono profumi, nei posti, nelle botteghe come la tua ci sono profumi. Poi se proprio non riuscite a trovare il profumo perché siete raffreddati, a Rese Pio X c'è una bellissima chiesa, voi parcheggiate la macchina, girate e di colpo trovate l'affinatore dei formaggi. Ripetiamo come ti chiami alla gente che ci ascolta. Mi chiamo Roberto Martini e siamo in via Meri del Val 13, Riese Pio X. Segnatelo perché è un posto che merita una visita. Alla prossima, grazie.